World Cup 2016, gli europei di calcio a 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Beh, rammarico, no, visto come si era messa la partita, quindi certo sapevamo che loro erano una bella squadra. Loro hanno dei giocatori davanti che sono fantastici, quindi complimenti a loro, bella partita, complimenti a tutte e due le squadre. Era difficile, noi ci avevamo provato a vincere, però potevamo anche perderla, quindi giocheremo tutto queste ultime due partite rimaste, saranno due battaglie, siamo pronti per affrontarle. Beh, noi avevamo detto all'inizio campionato che miravamo a arrivare ai prime due, però sappiamo che questo è un campionato molto difficile, le squadre si sono attrezzate tutte quante, noi non facciamo calcoli, noi giochiamo sempre per vincere, come che con lo Scapiollo negli ultimi 5 anni ha sempre dimostrato. Io spero solo che sia una bella partita giocata a calcio come questa sera, una partita bella, dura, maschia, due ammoniti, giustamente, senza, senza nessun problema, l'arbitro penso che hanno gestito bene la partita. E io mi aspetto questo da domenica, che è il prossimo turno, che gli arbitri gestiscono bene la partita, che si gioca a pallone, non si farà a mercato, questa è la cosa principale. Quindi io mi affido oltre ai miei giocatori e anche alla squadra avversaria che viene a giocare a pallone e noi come gli ultimi anni che ha sempre messo la partita in modo che non è calcio. No, no, Simonetta è un giocatore importante, però noi dobbiamo anche fare conto di queste assenze, perché purtroppo durante l'anno si gioca lunedì sera, uno ha impegni personali, chi ha giocato la domenica, quindi queste cose noi le abbiamo messe in preventivo già in inizio campionato. Abbiamo una buona rosa, quindi chiunque scende in campo per noi è sempre il più forte di tutti, quindi logicamente è difficilissimo sostituire un giocatore della classe di Simonetta. Però penso che Valerio Nardecchi negli ultimi 4 anni ci ha dato una grossa mano, quindi io faccio solo i complimenti a lui io invece di pensare più ai nostri io farei i complimenti a loro perché loro sono veramente bravi, io non riesco a capire com'è possibile che loro stanno questo ritardo in classifica, hanno due giocatori davanti fortissimi, all'andata pure ci hanno messo molto in difficoltà, non guardate il risultato 7-1, 7-2, adesso non mi ricordo, però 7-2 penso che sia finita. Però loro all'andata devono stare 2-0 per loro senza nessun problema, invece si sono ritrovati sotto, sono stati un po' sfortunati. Quindi è una partita difficile, i ragazzi ce l'hanno messa tutta per vincere, Valerio ha fatto il suo, ha giocato secondo me bene, hanno una buona difesa, anche abbiamo provato a mettere di Gaeta avanti, è stato marcato benissimo, quindi complimenti a loro. Allora, complimenti, in bocca al lupo per il finale di campionato al presidente Francesco Testa.